Una grande passione per la moto e per lo sport. Ha perso la vita nella notte appena trascorsa mentre era in sella alla sua moto Riccardo Ranzato, 32 anni, il prossimo 24 agosto, di Chioggia. Si è scontrato frontalmente contro un furgone del pesce a Sottomarina di Chioggia, all'altezza del ponte est dell'Isola dell'Unione. Erano circa le 3:30 del mattino. Sul posto, tra i primi a prestare soccorso, il sindaco Mauro Armelao, che in quel momento si trovava in sopralluogo proprio sul ponte girevole. Ho sentito un botto come se fosse esploso un bancomat, racconta. Ho preso la macchina e mi sono diretto a Sottomarina, dice. Di fronte a lui una scena straziante. Pezzi di moto ovunque, la moto a terra, con una ruota poco distante e sul marciapiede il corpo privo di vita del centauro. Per lui inutile ogni tentativo di rianimazione. Ora sarà la telecamera posizionata nei pressi del tragico incidente a rivelarne le cause.